Notte fonda per l'Isontina, che subisce un pesante 4-1 tra le mura amiche nell'anticipo disputato ieri pomeriggio al Comunale di Capriva del Friuli contro il Medea. Una gara che ha visto i padroni di casa soffrire sin dal primo minuto di gioco, l'organizzazione e le ripartenze degli ospiti. Eppure in settimana, dopo i proclami della dirigenza, i tifosi dell'Isontina si aspettavano qualcosa di più. Le immagini sono relative alla prima frazione di gioco. Nel giro di 2 minuti il Medea mette a segno un micidiale 1-2. Al sesto Valentinuz porta in vantaggio gli ospiti con una bella conclusione dal limite che non lascia scampo al portiere. Da notare nell'immagine rallentata come la difesa lasci il campo aperto all'avanti, il quale da quella posizione non può far altro che segnare. Rivediamo ora la rete nuovamente. Passano 130 secondi e arriva il raddoppio. Tattica suicida del fuorigioco, ci si chiede come si possa fare la zona pura difensiva in prima categoria senza 2 assistenti di linea come nei grandi. Pascoletti si trova tutto solo, ringrazia e infila imparabilmente portando i suoi sul 2-0. Medea ancora vicina alla rete, ma vuoi la mira, vuoi un fuorigioco dubbio segnalato dal direttore di gara, il terzo non arriva. L'arbitro rimette in careggiata il match a modo suo, fischi per fiaschi su ambo i fronti. Ammonisce 2 volte il terzino destro del Medea Altran per aver commesso 2 falli. Il primo c'è, ma l'ammonizione ci sembra gratuita e frutto della giornata d'O del signor Mitri della sezione di Udine. Rivediamo a rallentatore l'immagine, parla da solo. La seconda è fuori luogo. Il difensore entra pulito in scivolata, colpisce la palla anticipando nettamente l'avversario, ma per il signor Mitri l'intervento di Altran è falloso, punibile con il secondo giallo che costa l'espulsione al terzino. Siamo al 35esimo minuto del primo tempo. 4 minuti più tardi i padroni di casa accorciano le distanze con Pittia, il quale dai 16 metri, con la complicità del portiere, segna il gol della speranza. Rivediamo al rallentatore la conclusione vincente. A pochi secondi dal tè caldo l'Isontina avvicina al pareggio, ma tra lo stupore generale nessuno degli avanti, con la difesa ospite in bambola, sa finalizzare il regalo. Nella ripresa non accade nulla e, come diceva Nils Lidholm, non conta quanti iocano, ma chi ioca. Il vecchio aveva ragione, perché il Medea chiude i conti al 31esimo con Pecorari e al 43esimo con Gamberini, portando a casa 3 punti importanti e aprendo di fatto la crisi in casa isontina. Ricordiamo ancora il finale: Medea batte Isontina 4-1.